La firma del decreto interministeriale che dà il via libera all'obbligo di indicare nell'etichetta la provenienza del latte e dei derivati come formaggi e yogurt, annunciata ieri in occasione del Latte Day a Milano dal Premier Matteo Renzi, viene salutata con favore anche dalla Coldiretti Sardegna, che considera il provvedimento una vittoria per tutti, allevatori e consumatori. Quanto ha sottolineato in una nota Battista Qualbu, presidente regionale della Coldiretti, è un provvedimento che ci riguarda in primo piano, visto che siamo i leader nella produzione di latte ovino e ci difendiamo anche con il caprino e il bovino. La tutela e la trasparenza è il presupposto per la difesa delle nostre produzioni agroalimentari, visto che il mercato della contraffazione è sempre più fiorente e vede i nostri formaggi tra quelli più imitati, come abbiamo purtroppo visto anche nell'esposizione promossa a Milano, rileva il dirigente della Coldiretti. Ma lo è anche per i consumatori che chiedono sempre più tutele e certezze in una proposta che li sta disorientando. Da una consultazione online promossa dal Ministero dell'Agricoltura risulta che gli italiani chiedono più trasparenza e sono disposti a pagare il vero Made in Italy alimentare fino al 20% in più. Il 12% degli intervistati è pronto a spendere ancora di più pur di avere la garanzia dell'origine nazionale del prodotto. La Sardegna, ricorda Luca Saba, direttore regionale della Coldiretti, concorre con i suoi 3 pecorini DOP, il fiore sardo, il pecorino sardo e il pecorino romano, al primato dei formaggi DOP Made in Italy, consentendo al nostro paese di raggiungere quota 49 con i formaggi tutelati e superare la Francia ferma a quota 45.